ciao! Vado a correre! Buongiorno e benvenuti al primo video del 2025. Siamo per iniziare l'anno a Gemona, ma non faremo la solita uscita tranquilla, diciamo così, ma l'obiettivo di oggi è andare fino in cima al Quarnan. Quindi saranno un 800 metri di pedalato, di dislivello pedalato e un 200 metri con la bici in spalla. Ma con la giornata di oggi, che è il 3 gennaio, è una giornata veramente spettacolare, fa anche quasi troppo caldo. Ci sarà una vista devastante, quindi andiamo fin su. Adesso ci facciamo una bella sfaticata. Ci vediamo praticamente quando siamo in cima. Ciao! Ok, primi 600 metri di dislivello fatti. Pausetta qua da Cappelletta. Adesso ci mancano gli ultimi 400, che sono quelli un po' più incazzati, sia pedalati che a spallare. Qua c'è un filo di ghiaccio, ma spero sempre che arrivando in cima, che in battuta di sole non sia più niente. Riposino e andiamo fino in cima. Ho trovato un sacco di gente che tornava indietro per la strada, il che un pelo mi preoccupa. Adesso ho beccato due austriaci che mi hanno detto che c'è un sacco di ghiaccio. Vediamo se ce la facciamo o se dobbiamo anche noi abortire la missione. Che no? Cazzi, scivola. Non ho cazzo di tornare giù per la strada, sinceramente. C'era un pelo di ghiaccio fino al parcheggio. Adesso qua sulla ghiaia non dovrebbe essere così male la situazione. Neve battuta, qua si va proprio da Dio. E c'è proprio la nuvola in mezzo alle scatole. In fondo si intravede il bagliore del mare, un po' di foschia, peccato. Ci sono 4 nuvole. Comunque è giornata stupenda. Adesso dobbiamo arrivare lassù. Arrivati in cima Monte Quarnan, c'è un venticello bello fresco, d'altronde siamo il 3 di gennaio, la vista top, c'è un filo di foschia, dall'altra parte invece niente, una bomba. Peccato ste nuvole bloccano un po' la vista sulle cime più alte, ma tanta roba. Adesso vi faccio vedere anche di qua. Non chiedetemi tutti i nomi dei monti perché purtroppo non sono studiato. L'unica cosa che so è che là dietro si vede il forte del Monte Bernadia, quindi quella zona deve essere Nimis. Tanta roba. Almeno una volta all'anno qua su bisogna venire, è troppo bella. Adesso metto le ginocchiere, beviamo un po' d'acqua e affrontiamo la discesa. Non sarà facile, ma hanno un po' pulita, quindi forse ci divertiamo un po' di più del solito, cioè può essere un po' più easy del solito. Saranno 2 linee belle incazzate, vedremo se riusciamo a farle. Andiamo! Adesso prima parte un pelo ghiacciato, dobbiamo stare un pelo attenti, dopo dobbiamo solo scegliere le linee giuste. Andiamo! Faccio una discesa rapida. Allora, scegliamo bene le linee. Abbiamo viste prima, poi tutto bello pulito. Aia! Comunque siamo riusciti a prendere una sassata di quelle giuste. Bello. Penso di non aver mai fatto questo pezzo così tranquillo.
linee alternative. No, ci sta. Stiamo infilando il punto più stupido dove infilarsi. E voilà! Siamo tornati alla bandierina. Tanta roba. Arrivati a Malga Quarnani. Adesso per Amalga andiamo a farci il sentiero della Malga dall'inizio. Di solito lo facciamo dal ponte, oggi lo facciamo dall'inizio. La parte alta non è una delle mie preferite, però piano piano dobbiamo imparare a fare tutto, possiamo fare solo quello che ci piace, no? Poi c'è questo spezzone di vista veramente bello. Vediamo se siamo migliorati. Aia, non ho più la lista in testa. Non è solo top. Non me lo ricordo proprio. Scassato. Ah! Quante frustate. Quest'albero ancora qua si passa. Eccoci qua. Il punto, adesso è il pezzo che amo di meno. Facciamo la curva? La facciamo per la prima volta nella nostra vita. Abbiamo fatto quella curva. E mi dicono che questo non è esposto. Poi c'è sempre l'arrivo per girarsi. Posso dirvi, questa parte qua è l'ultima volta che l'ho fatta, mi sono veramente cagato addosso. Adesso lo farò più in controllo. Bene, sono contento.
ecco qua. Voilà. Questi sono altri due pezzi che mettevano in difficoltà. Stavo in mezzo al ceppo. Bello. Ancora una volta ho rischiato la vita. Ok. E questo penso di non averlo mai fatto. Yes. Yes. Ok, ecco perché me l'avevamo sconsigliato. Di qua. Ah, quello lì è quello che ti porta a Violi del Ponte, ok. Ma noi tagliamo e andiamo direttamente sul trail. Se non moriamo. Praticamente adesso siamo sul trail che parte dal secondo ponte della Petronade e adesso andiamo a farci la parte bassa in Malga, che è stata segnalata come Enduro Classic. I cartelli, primo bivio a destra e si va. No, potevo prendere l'altro. Oh, è bella questa linea. Ah, già, tutto un ghiaione. Bello. Qua non so perché non ha troppo mai. Rocce! Rocce, rocce, rocce! Rocce! Rocce, rocce, rocce! Per esterni anche. Guarda il pezzo bello scassato, lungo. Siamo dove ci ha fatto vedere Luca l'altra volta. Bello, bello, mi è piaciuta sta linea. Adesso sono un pelo più convinto. Quindi qua
Sì, Alex? Quell'albero l'ho visto tanto vicino. Bene, a piedi, scalini. Aia. Bello sto pezzo, bello, peccato c'è sta salita. Eccoci. Vado a correre. Mamma mia, che figata. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa prima uscita del 2025. Questo è il sentiero più lungo che si può fare qua a Gemona. Spero vi sia piaciuto. Magari lasciatemi un like, se siete nuovi iscrivetevi al canale. Spero quest'anno di poter riportare tanti video così, anche più divertenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!